All'ospedale di Asiago la carenza di medici ha imposto la chiusura temporanea del punto nascite che la regione vuole riaprire al più presto. Mancano però ginecologi, pediatri e anestesisti. Appena trovati si riapre in sicurezza, ma comunque le procedure sono rigide, trasparenti e vanno rispettate. Noi siamo una pubblica amministrazione e quindi agiamo con i criteri della pubblica amministrazione di massima trasparenza e quindi seguiamo le normative del comparto. Noi comunque stiamo alacremente cercando di reclutare tutte le risorse umane disponibili per far ripartire il punto nascita. I medici strutturati vengono assunti a tempo determinato o indeterminato con regolari concorsi che Azienda Zero gestisce in modo centrale per tutte le ULSS, e la carenza di medici esiste in tutto il Veneto, non solo ad Asiago, anzi in tutta Italia e per motivi precisi. Solo a fronte di reiterate impossibilità è ammesso, sempre previa l'autorizzazione regionale e previa la disponibilità delle risorse economiche, l'assunzione a tempo di liberi professionisti, che peraltro da soli non possono lavorare se non sono integrati all'interno di un'equipe di strutturati. Questo è il caso di Asiago. La cosa non riguarda solo il punto nascita, riguarda per esempio anche l'ortopedia, dove c'è una convivenza di strutturati e liberi professionisti. Ad Asiago in particolare le aree più colpite sono quelle materno-infantili e di emergenza, il pronto soccorso per intenderci. I motivi sono anche economici. Abbiamo tanti professionisti che per scelte professionali optano di andare presso strutture private o di lavorare con altre modalità contrattuali, per cui diciamo che lavorare in ospedale non è per i giovani medici più quello che era un obiettivo di tanti anni fa. Sicuramente la parte economica ha la sua funzione nelle scelte, nelle valutazioni che un professionista può fare anche in merito alla sua carriera professionale.